Dopo 94 minuti di fuoco è terminato il big match tra Don Carlo Misilmeri e San Giorgio Piana. Siamo qui con mister Chinnici, che salutiamo subito e chiediamo anche un giudizio sulla partita, un 2-1 che ha visto la sua squadra perdere, però giocare anche bene. È una partita non sicuramente per deboli di cuore. Devo fare complimenti al Misilmeri perché ha partito forte. Noi i primi 15 minuti non eravamo in campo, infatti ho fatto un cambio dopo 15 minuti perché c'erano delle dinamiche che non stavano andando per il verso giusto. Dopo di ciò abbiamo iniziato a giocare bene. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto la gara che dovevamo fare e abbiamo raggiunto il pareggio meritatamente. Poi nel secondo tempo loro hanno avuto l'episodio sul fallo laterale dove hanno fatto il gol, ma ci sono state 2 o 3 occasioni dove noi prima avevamo la possibilità di fare gol, quindi una partita dove chi segnava il secondo gol avrebbe vinto. Purtroppo a noi è andata male, però c'è da dire che Misilmeri oggi ha giocato per una bella partita e quindi lo sport è anche questo, bisogna accettare la sconfitta e fare i complimenti all'avversario quando perdi. Una buonissima partita da parte del portiere Lamin Sesai, come sempre uno dei protagonisti in campo. Quanto è importante avere un portiere così dietro che possa dare questa sicurezza comunque ai difensori? Vabbè sì, Lamin sta facendo un grandissimo campionato, però non solo Lamin perché la mia difesa ha fatto bene, i difensori hanno fatto la partita che dovevano fare contro degli attaccanti importanti, ma c'è da fare complimenti anche al loro portiere perché ha salvato 2 o 3 volte la palla quasi dentro, quindi su una respinta sull'1-1 Pace ha sbagliato, ma ci sta, Giovanni sta facendo anche lui una grandissima stagione, gli faccio i miei complimenti, potevamo fare il 2-1 e quindi la partita sarebbe cambiata. È andata male, però bisogna, ripeto, accettare la sconfitta e guardare al prossimo avversario. Adesso invece guardiamo un po' la classifica, perché dal terzo posto in giù Sciacca, Misilmeri, San Giorgio Piana, c'è anche la Parmonval che è al sesto posto. Una classifica che continua a cambiare. Come la vedi da qua a fine campionato? Noi stiamo facendo il nostro campionato, quindi una classifica che può cambiare, è cambiata diverse volte da questo piazzamento, quarto, quinto posto ce lo siamo giocati in 5 partite, una partita noi, una partita Misilmeri, ora sono di nuovo loro sopra, quindi siamo là, non molleremo sicuramente e cercheremo di arrivare più in alto possibile perché se lo meritano i nostri tifosi che oggi sono stati encomiabili dal primo all'ultimo minuto e quindi daremo il massimo soprattutto per loro e per noi perché ce lo meritiamo, perché stiamo facendo un grande lavoro. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro il Castellammare. È importante tornare a vincere. Sicuramente, domenica in casa non possiamo staccare, sappiamo che abbiamo questa partita che è importantissima per noi, ma per tante cose, e non solo per i 3 punti, ripeto, per il lavoro che stiamo facendo perché ce lo meritiamo ed è giusto che domenica dobbiamo andare a fare la partita della vita.